Calano le presenze turistiche, ma continuano ad aumentare le soluzioni di ospitalità alternativa, specialmente il numero degli appartamenti ad uso turistico su tutto il territorio ligure. La Regione ha reso pubblici i dati sul turismo in luglio e il dato a risaltare maggiormente è la crescita delle soluzioni di ospitalità AAUT, ossia gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico nelle scelte degli ospiti. L'amministrazione regionale sta lavorando alacremente nella registrazione e nel censimento di tutte queste realtà ricettive, che a volte sfuggono alle rilevazioni. Uno dei passi decisivi è stata la resa obbligatoria dei codici CITRA, acronimo che significa Codice Identificativo Turistico Regionale, negli annunci pubblicitari e soprattutto sulle piattaforme online. Ad oggi sono 25.000 appartamenti per un numero complessivo di circa 100.000 posti letto, a fronte di 150.000 posti tra alberghi, agriturismi e bed and breakfast. I dati su luglio indicano infatti un leggero calo dei turisti rispetto all'anno precedente, meno 1,6% di arrivi parallelamente ad un calo doppio del 3,2% delle presenze, un segnale del fatto che si contrae sensibilmente la durata delle vacanze. Il calo maggiore è stato a maggio, acuito dal maltempo che ha interessato la Liguria con 200.000 presenze in meno rispetto al 2018. La flessione generale è dovuta a varie cause, dal maltempo di ottobre che ha colpito fortemente alcune delle realtà turistiche di spicco del Tigullio, alla difficoltà nei collegamenti con la Francia in seguito al crollo del ponte Morandi, alla ripresa poi di competitor turistici dell'Italia, come la Grecia, l'Egitto e le località sul Mar Rosso. L'assessore al turismo della regione, Gianni Berrino, si è detto soddisfatto per la stagione estiva in rapporto alle pessime premesse di inizio anno. Ha anche ribadito che la priorità è quella di lavorare in sinergia con i comuni e rendere più precisa e capillare la catalogazione di tutte le realtà di ospitalità alternativa, sia per evitare casi che si muovono incontrollati, sia per offrire maggiori garanzie agli ospiti.